tutti i richiami AstraZeneca sotto i 60 anni non verranno fatti con AstraZeneca ma con Pfizer e Moderna. Quanto valgono questi? Valgono circa 36.000 dosi, 36.072 dosi. Quindi io comunico che noi già dalla mezzanotte di questa notte, di oggi, abbiamo dato disposizione a tutti i direttori generali di somministrare sotto i 60 anni per la seconda dose solo vaccini ad RNMA, quindi Pfizer e Moderna. L'indicazione diramata a tutte le ULSS del Veneto è chiara e recepisce a strettissimo giro di posta le nuove raccomandazioni del CTS, destinatari tutti quegli under 60 ai quali in una prima fase era stato somministrato AstraZeneca, quando a consigliarlo erano le stesse autorità regolatorie. In termini operativi c'è una campagna vaccinale da ricalibrare ancora una volta. Pesa molto anche perché considerate che sono tutte dosi che noi abbiamo programmato in maniera molto puntuale, in maniera tale da essere performanti nella vaccinazione. Dovremmo recuperare 36.000 dosi. Ho parlato questa mattina, già alle 7 di questa mattina, col generale Figliuolo. Ovvio che la situazione del Veneto è una situazione che poi si protrae e si estende a tutta Italia, perché eliminando sotto i 60 anni AstraZeneca e Johnson & Johnson il problema c'è. E il problema c'è soprattutto in prospettiva proprio per i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson. Purtroppo mi tocca dire avevo ragione quando da mesi sto dicendo che andavano su un binario morto. Stanno andando su un binario morto perché noi sostanzialmente avremo delle seconde dosi per gli over 60, per chi ha più di 60 anni. E dopodiché AstraZeneca e Johnson & Johnson per me sono vaccini che tra qualche settimana non serviranno più. In Veneto però il caos AstraZeneca che si sta consumando a livello europeo riguarda solo i richiami. Già a inizio primavera infatti la regione aveva stoppato l'uso del siero anglo-svedese per gli under 60, scelta che Zaia ha rivendicato pubblicamente anche oggi nel corso di una inaugurazione a Vittorio Veneto. Che se avete meno di 60 anni in Veneto è impossibile che vi facciano AstraZeneca. Quindi avete capito che... No, ma ve lo dico ragazzi. Siccome vi siete divertiti per mesi a guardare le tabelline e vedere chi era più bravo a far vaccini, adesso avete capito perché noi avevamo più magazzino degli altri. Perché io ho proibito che facessero AstraZeneca e Johnson & Johnson sotto i 60 anni. In Veneto non è accaduto. È accaduto quando la raccomandazione dell'AIFA diceva fatelo obbligatoriamente sotto i 55 e poi sotto i 50. A un certo punto ad aprile hanno detto no, fermi tutti, fatelo sopra i 60. A quel punto noi abbiamo detto basta.